Nei 100 ad ostacoli femminili si correranno due serie. Nella prima le atlete con i migliori tempi di accredito e tra poco andremo a presentarle adeguatamente. Una gara di buon livello tecnico questa dei 100 ad ostacoli. Con l'altra mano, un attimo. Questi ai due perché ci sono anche Bologna. Nullo il salto di Masudi. Il prossimo ad entrare in pedana sarà Alessio Dallabona della New Food Verona, che si presenta a questa gara con un personale di 12,31. Ok, dovremmo essere in onda, te lo verifico. Ok, confermo, siamo live. 12,59, già primato personale per Alessio Dallabona. Va ora Lucas Perticaro, 13,11 di personale. Lucas Perticaro della Atletica Vicentina al suo primo salto. L'unico che devo fare. Abbiamo visto il primo salto di uno dei favoriti della gara, Mattia Beretta, Silosia Padova, che si presenta con un personale di 14,61. Vediamo la misura di questo suo primo salto. Subito sopra i 14 metri, 14,08, e si porta al comando provvisorio della classifica Mattia Beretta. Va ora pedana Stefano Carregari della Valpolicella Lupa Totina. Sembra buono questo salto dell'atleta veronese, non ha una misura di accredito l'atleta, e allora vediamo questa sua misura. (13,57) è una misura che gli vale la seconda posizione di classifica provvisoria. 13,56 Stefano Carregari. Ora un altro dei favoriti, il giovane junior del 95, Luca Pedron dell'88, era Carregari del 95. Allora Luca Pedron, 14,61 di personale. Bandiera bianca per l'atleta della Biotecna Margon. Anche lui al di sopra dei 14 metri, 14,15, e si porta al comando provvisorio in classifica. Risponde il compagno di squadra Dorde Dorgic, che ha un personale di 14,70. Dopo andremo a presentare la prima serie dei 100 ad ostacoli.
Salto valido, questo di Dordic, deve superare i 14,15 per balzare al comando della classifica, che ora è guidata dal compagno di squadra Luca Pedrò. Superiore ai 14 metri e vediamo 14,10 e si va a prendere la seconda posizione. Vediamo ora il giovane junior al primo anno di categoria Leonardo Beretta, che ha un personale di 14,21. Deve essere una pedana millimetrica perché il giudice va a controllare, quindi però alza la bandiera bianca, quindi salto valido, questo di Leonardo Beretta. E subito al di sopra è il nuovo primato personale, 14,23 per il giovane Leonardo Beretta. 14,23, già un primato personale. E andiamo a vedere ora la composizione della prima serie dei 100 ad ostacoli donne. In corsia 2 per l'atletica vicentina Ottavia Cestonaro, in corsia 3 per la Sindustria Padova Virginia Morassuti, in 4 per la Valpolicella Lupa Tottina Abigail Ghiedu, corsia 5 per la Silca Conegliano Alessandra Solomon, ed in 6 per il Bentegò di Verona Elisa Marini. I migliori tempi di accredito sono quelli di Ottavia Cestonaro 14,41, Virginia Morassuti che si presenta con 14,12 e Abigail Ghiedu Valpolicella 14,91 rispettivamente nella seconda, terza e quarta corsia. Nel triplo intanto c'è il primo salto di Alberto Baggio dell'Atletica Nevi, si presenta con 13,63 di personale. e 26 per lui. Ed ora Alessandro Berto dell'Atletica Vicentina che ha un personale di 14,21. Amici sportivi ben collegati con il campo Perraro di Vicenza in diretta streaming su fidalveneto.com, la prima delle due giornate della prima fase regionale veneta dei campionati italiani assoluti di società su pista. Ci saranno in gara circa 1100 atleti tra la giornata di oggi e quella di domani. Come vedete è iniziata la gara del salto triplo, inizierà tra qualche istante quella dei 100 ostacoli, molti gli atleti top attesi nelle gare di oggi. Fra l'altro ci sarà una bellissima gara di giavellotto con Fent, Fraresso e Gottardo. C'è grande attesa per il debutto stagionale dopo l'infortunio subito in una gara indoor agli inizi di febbraio del campione europeo
appunto indoor del salto triplo Daniele Greco, che però non salterà nel triplo ma correrà i 100, lo vedremo più tardi nella giornata di oggi. Poi ci sarà anche sempre nel triplo Ottavia Cestonaro, che la vedremo anche nei 100 ostacoli, Vallortigara nell'alto, e poi la junior Camporese che ha già gareggiato e vi anticipiamo ha siglato il suo nuovo personale con 58,72 nel lancio del martello. La intervisteremo tra qualche minuto. Il 58,72 coincide anche con il nuovo record regionale di juniores di lancio del martello. Poi nella giornata di domani tanti altri nomi come Zanata, Budalia e Nasef nei 5.000, Beria nei 400 ostacoli, Rossi e lo junior da Motta nell'alto, la sfida a Bernasconi del Buono negli 800, Purgato e Casarotto nel giavellotto, insomma tantissimi atleti da oggi e domani, e soprattutto i migliori atleti veneti passeranno di qui a Vicenza. Bene, allora possiamo ritornare con l'audio di Beppi Zuin, speaker qui al campo Perraro, per goderci questa gara dei 100 ostacoli e poi proseguire con tutte le altre gare della prima giornata della prima fase regionale veneta dei campionati italiani assoluti di società. A tutti voi buon divertimento. Partenza valida, Dio veloce in corsia 2 di Ottavia Cestonaro, Virginia Monassuti, Ottavia Cestonaro, Virginia Monassuti avanti, ed è Virginia Monassuti davanti a Ottavia Cestonaro, 14,41. Direi che è un buon inizio per la prima gara sugli ostacoli e l'applauso della tribuna si fa scrosciante per questa gara. Monassuti, tempo ufficiale 14,40, buon inizio per lei. 14,53, buono anche il tempo di Ottavia Cestonaro, e 14,79 per Abigail Chiedo, che viene al primato personale in questa gara. Nella seconda serie in corsia 2 Francesca Marconati del Coin Venezia, in 3 Erika Beltrame di Berta Samp, corsia 4 per Danita Jones insieme New Food Verona, in 5 Martina Mazzuia, San Giacomo Banca della Marca, ed in corsia 6 Chiara Schiocchet, la Piave 2000. Migliori tempi di accredito sono il 16,27 di Danita Jones e 16,31 per Erika Beltrame, rispettivamente in terza e in seconda corsia. Nel triplo si sta misurando il salto di Carlo Paolin. Per lui, e va in pedana e conclude il primo turno di salti il giovane junior al primo anno di categoria Nicolò Mumelter, che ha un personale di 14,66, quindi la seconda misura di accredito in questa gara. Vediamo la misura di Nicolò Mumelter che chiude il primo turno di salti. 13,75.
Avvio veloce in corsia 3 da parte di Erika Beltrame della Libertà Samp. Erika Beltrame che va a vincere davanti a Chiara Schiocchet, 15,89, che si è confermato è il nuovo primato personale per l'atleta della Samp. Sfortunata intanto Francesca Marconati, che comunque conclude la gara. 15,89, nuovo primato personale per l'atleta della Samp. Vediamo il tempo ufficiale. 15,89 confermato. Ora vengono alzati e spostati gli ostacoli per la gara maschile. Intanto si sta misurando il salto di Davide Mogno, anzi sta partendo ora, atleta del Treviso Atletica. Andiamo a vedere intanto i protagonisti della gara dell'asta maschile: Andrea Pietropoli dell'insieme New Food Verona, Francesco Cavaliere, Atletica Vicentina, Filippo Bedana, Dolomiti Belluno, Nicolò Bertelli e Matteo Miani della Silca Ultralight Vittorio Veneto, Alberto Vella Assindustria Padova, Fabio Bergamin Atletica Vicentina, Simone Bordignon Atletica di Marca, Guido Donato dell'Atletica Ponzano, Marco Chiarello Assindustria Padova, Matteo Zappia della Anatletica Feltre e Nicola Tronca della Silca Ultralight Vittorio Veneto, che è anche l'atleta che ha la miglior misura di accredito con 5 metri. Poi abbiamo il 4,50 di Marco Chiarello, 4,25 per Guido Donato, 4,65 per Alberto Vella della Silvestria Padova, 4,60 per Matteo Miani della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Su queste le migliori misure di accredito. Credo, ma spiegare che fai due volte. Almeno che il nome è tutti grandi. Amici di Zona Atletica, entriamo da bordo campo con Giulia Camporese. È stata la prima a gareggiare quest'oggi qui a Vicenza con il suo lancio del martello che tante soddisfazioni le ha portato in passato, ma già da quest'anno è ripartita alla grande. Nuovo primato personale per te, Giulia, 58,72, ed è anche, tu che sei una junior, il nuovo primato regionale di categoria. Allora, com'è andata la gara oggi? Sì, allora oggi era partita diciamo un po' così perché gli allenamenti non erano andati molto bene e quindi avevo l'agitazione un po' alle stelle. Infatti il primo lancio è stato un po' tirato, mettiamo così, però nonostante tutto dopo ho fatto 2 volte 58,70 e 58,80 e quindi appunto nuovo record regionale e niente, è andata bene anche questa volta. Primato personale, record regionale, fra l'altro in crescendo perché è arrivato proprio all'ultimo lancio. La stagione è partita alla grande. Sì, è partita bene e niente, questa qui è un'altra conferma, spero, per Eugene, che sarà a luglio e niente, insomma, speriamo bene. Raccontaci dell'anno scorso, della scorsa stagione, che veramente ti ha portato tantissime soddisfazioni. Hai letteralmente girato il mondo con il lancio del martello. Qual è stato l'apice a livello emotivo? Cosa ricordi di più? Beh, sicuramente è stato il Brasile perché erano Olimpiadi giovanili e le ho vinte, quindi sicuramente a livello emotivo è stata quella che più mi ha segnato.
e niente, è stata un'esperienza bellissima sia a livello appunto sportivo che a livello sociale, perché comunque si viene a contatto con altre nazioni, altre mentalità e quindi è stata un'esperienza che insomma mi ha segnato anche al di fuori dell'atletica. Sei in diretta, ti stanno vedendo tutti, un pensiero, un saluto particolare, c'è qualcosa che ti auguri? E volevo salutare Silvia Marcon e, e niente, mi auguro che questa stagione continui come è partita. In bocca al lupo a te, in bocca al lupo a tutti gli atleti che adesso torniamo a vedere in diretta, stanno gareggiando qui a Vicenza. Grazie a Giulia Camporese. Grazie. 14,08 il primo salto, diamo una misura di questo. Ora supera i 14 metri con 14,36 si porta al comando della gara Mattia Beretta, non molto lontano dal personale. Ora va Stefano Caregari della Valpolicella Lupa Dottina. Dov'è che lasciamo giù la roba? Così? Mi ha servito un bel tempo dopo, però mettiamo in ordine di idee di partire. Non partire, andare già in zona 1. Perché ormai tra quando da gente Intanto è iniziata anche la diretta streaming, quindi salutiamo anche coloro che stanno seguendo da casa questa manifestazione. È un'ulteriore opportunità per l'atletica veneta, questa che viene offerta dal Comitato regionale per seguire le manifestazioni regionali del Veneto. Ricordo, questa è la prima di 6 manifestazioni. La prossima sarà il 25 maggio Trofeo Città di Caorle, poi il 31 maggio e il 1 giugno i campionati regionali individuali a Caorle, il 1 giugno Trofeo delle Province Trivenete ragazzi a Abano Terme, il 14 giugno la seconda prova del CDS assoluto a Marcon e il 29 giugno i campionati regionali individuali assoluti, terza prova del CDS a Bassano del Grappa. Per la premiazione dei 100 ad ostacoli donne invito nella zona del cerimoniale Abigail Diedu della Valpolicella, Ottavia Cestonaro della Vicentina e Virginia Morassuti della Sindustria Padova. Intanto abbiamo visto il salto di Dorde Dordic della Biotecna Marcon, 14,10 il suo primo salto. poi domani sarà dentro una settimana. 14,19 si migliora Dordic, ma non basta per andare al comando della classifica. 14,23 intanto per Leonardo Beretta, ottenuto il primo salto ed ora c'è il secondo salto. Qui da lavoro brutti non mi sono fatti, perché 4 euro, 5 euro. Che devono più belli. Quella tutta roba fatta da denaro, no, secondo me tanto mica le pene un metro fila. Cazzo, scarpe invece non si migliora Beretta con questo secondo salto, mentre è iniziata la gara del giavellotto e ancora non ho i fogli gara. Se qualcuno può farmi pervenire il foglio gara del giavellotto.
Anche la gara dell'alto femminile è iniziata, ma non sono arrivati ancora i fogli gara dell'alto femminile. Io intanto chiamo per la premiazione della gara del martello anche Chiara Carlesso, Annarita Maschietto e Giulia Camporese. Intanto andiamo a vedere la composizione della prima serie dei 110 ad ostacoli uomini. In corsia 1 per i colori del Treviso Atletica Francesco Marconi si presenta con un personale di 15 e 12. Corsia 2 per l'Assindustria Sport Padova Edoardo Zagnoni, un tempo di accredito di 14 e 73. In 3 per la Biotecna Marcon Alessandro Marcon, 14 e 78 di personale. Corsia 4 Demis Roldo Dolomiti Belluno, 14 e 67 di accredito. In 5 Nicola Comencini Fondazione Bentegodi ha il miglior tempo di accredito con 14 e 55. In corsia 6 per l'Atletica Vicentina Damiano Dalla Motta si presenta con 14 e 67. E andiamo alla premiazione della gara del lancio del martello femminile. Qui c'è da celebrare un risultato eccezionale di Giulia Camporese, poi lo diremo. Premiazione gara lancio del martello, alla presenza del presidente del comitato regionale veneto della FIDAL, professor Paolo Valente, e anche del campione, diciamo così, cos'è che ha vinto lui a Rio de Janeiro, mi pare, qualcosa come campionato mondiale a livello studentesco, quindi è un campione mondiale. Si tratta di Matteo Beria, per il quale chiedo un applauso perché ha bisogno di incoraggiamento in questo momento della stagione. Al terzo posto con 47,86 per l'Atletica Vicentina Chiara Carlesso. Al secondo posto con 49,19 per la Silca Conegliano Annarita Maschietto. E col nuovo primato regionale juniores di 58,72 per i colori del CUS Padova vince la gara Giulia Camporese. E sale per l'ennesima volta sul gradino più alto del podio. E questo è il podio della gara di martello. Virginia Morassuti è attesa con urgenza alla zona del cerimoniale. Grazie. E a proposito di cerimoniale delle premiazioni, è doveroso un ringraziamento alla ditta Brazzale che fornisce materiale di carattere gastronomico per la premiazione, anche di notevole valore. Quindi ringraziamo la ditta Brazzale che ha contribuito per l'organizzazione di questa e di altre gare organizzate dall'Atletica Vicentina in questo campo.